Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la ricostruzione del delitto Francese, il giornalista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia a Palermo il 26 gennaio 1979. Pietro Valsecchi, con l'ausilio di grandi artisti, tra cui Claudio Gioè nei panni di Mario Francese e Marco Bocci che interpreta Giuseppe, il figlio del giornalista morto suicida nel 2002, ripercorre la carriera del cronista che passa anche dal difficile rapporto con l'editore del Giornale di Sicilia Federico Ardizzone, padre dell'attuale direttore del quotidiano palermitano Antonio. E proprio Antonio Ardizzone ieri aveva diffidato la produzione Tao 2 e la Mediaset a non mandare in onda il film su Mario Francese, ritenendolo falso per quanto riguarda i rapporti tra il giornalista e la proprietà del quotidiano. Nel ricordo di Mario Francese, adesso ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato il 12 dicembre scorso ad Agrigento con il figlio Giulio, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Dunque, terra difficile Agrigento per i giornalisti, parliamo della nostra categoria, dove si lavora. Ma è difficile ormai non dico neppure in Sicilia, in tutta la realtà italiana è diventata difficile per questo mestiere. Mestiere particolarmente difficile in Sicilia, noi abbiamo i nostri martiri per l'informazione, 8 giornalisti, pensavamo che queste cose fossero, come dire, lontane nel tempo, e invece anche oggi abbiamo diciamo, i giornalisti che continuano a operare tra minacce e condizioni difficili. Presidente, a proposito di martiri, di giornalisti martiri, ricordiamo Mario Francese. Ricordiamo mio padre che è stato un giornalista innamorato pazzamente del suo lavoro, non a guardia dei pericoli, e ha raccontato, passando anche per visionario perché gli altri non ci credevano, ha raccontato l'ascesa dei Corleonesi. Quella mafia che era considerata una mafia di serie B di campagna, invece mio padre l'aveva raccontato l'ascesa, le nuove strategie violente, aveva raccontato il pericolo rappresentato da questa mafia e quindi proprio per questo è stato ucciso, perché era un testimone scomodo. E quindi la cosa brutta è che nei giorni della morte di Totò Riina nessuno ha ricordato il sacrificio di questo giornalista che prima di tutti gli altri aveva raccontato Totò Riina e la sua accolita di boss.